Buongiorno a tutti ragazzi, buon inizio giornata. Stamattina parleremo delle tantissime profezie che riguardano l'Apocalisse, le cose che secondo sono vere oppure le cose che sono false. In effetti, se all'uomo e sarebbe bene che non lo distruggiamo il pianeta con diciamo il nostro egoismo. È anche vero che ci sono antiche profezie che possono porre fine all'umanità, ma vediamo che cosa ci sta di vero, cosa no. Già si parla dell'antico popolo Maya, ragazzi, da millenni, ma fino adesso non è successo nulla, quindi neanche i Maya hanno predetto nulla. Già i Maya avevano predetto nel 2012 l'Apocalisse, diciamo nel dicembre, quindi poi l'hanno rinviato. Diciamo che questa dei Maya personalmente è una fake news. In effetti non ci sono prove concrete, in effetti provano sempre a cambiare la data, a dire abbiamo sbagliato l'interpretazione e quindi si va avanti così. Quindi questa De Maia non regge. Poi ci sta anche quella della Bibbia, che è quella che più diciamo va per la maggiore, e precisamente nel libro della Genesi è contenuta una profezia legata al ritorno della vita marina nel Mar Morto. In questi ultimi mesi ci sono stati dei giornalisti che hanno fatto degli scatti in Medio Oriente e sembra aver fotografato una situazione simile a quella dell'Antico Testamento. Ma pure qua, ragazzi, comunque mancano prove, mancano tutto. Non possiamo dire che solo perché hanno visto dei pesci nel Mar Morto significa che la profezia si debba avverare. Quindi non è fattibile questa cosa dell'Apocalisse. Poi ci sta quella dei Meggiugori, che vede che il pianeta debba perire a causa dei peccati dell'uomo. E neanche qui non troviamo nulla di che, perché addirittura il Papa, come molti arcivescovi, come il vescovo di Monistar, ha detto che lì la Madonna non è mai apparsa. Quindi ragazzi, non ci sta nessuna teoria in realtà che dimostri che può arrivare sta Apocalisse come la volete chiamare voi. In effetti l'Apocalisse significherebbe rivelazione, in effetti neanche Apocalisse, cioè la fine del mondo. Quindi diciamo che restano solo e soltanto leggende, quindi non è il caso di preoccuparsi, perché il problema del cambiamento climatico, il problema delle eruzioni, il problema dei terremoti, ragazzi, è dall'antichità che ci sono. Non è che oggi i vulcani hanno iniziato oppure prima non c'erano, quindi stava 1 milione di anni fa e ci sta oggi. Le eruzioni vulcaniche ci stavano allora come oggi, i terremoti uguali, le eruzioni solari uguali. Quindi diciamo che noi abbiamo forse contribuito al cambiamento climatico, a inquinare il pianeta. Questo possiamo dare la colpa a noi stessi, ma non che verrà l'Apocalisse. Se verrà la fine del mondo, ragazzi, sarà perché abbiamo distrutto il nostro pianeta noi col cambiamento climatico, ma non è un'Apocalisse che avverrà perché per opera di Dio, per opera dei Maya o per opera della Madonna, no. Se avverrà sarà stata colpa nostra, che non ci saranno più risorse alimentari, non ci sarà più vegetazione che darà ossigeno e prenderà anidride carbonica. Quindi diciamo che se la terra finirà, non dite Apocalisse, dite che l'uomo l'ha distrutta, che è più meglio la situazione. Quindi non diamo la colpa a, diciamo, all'Apocalisse come la Madonna, come i Maya, Ezechiele e tutte queste altre Apocalissi, perché non ci sta nessun fondamento, che ci sono solo delle parti che
che si trovano, ma poi il resto non si trova nulla. Cioè in effetti Medjugorje oggi è meta di milioni di pellegrini, quindi sono credenze religiose che sembrano agire da catalizzatore, e quindi tutti quanti a fare queste teorie catastrofiche. Giustamente, come ho detto io, ci sta il scioglimento dei ghiacciai, i cambiamenti del clima, ma questo è colpa nostra, non dall'Apocalisse, ragazzi. Quindi le teorie in questo caso purtroppo non sono supportate dai fatti, quindi non ci sta nulla. Pure i Maya, ad esempio, hanno dato tante date. Chi ha fatto una data 2010, luglio 2019, poi luglio 2012, la Madonna ha detto che dobbiamo stare così, cioè, ma sono decenni, ragazzi, 20, 30 anni che si rivede sempre la stessa cosa. L'Apocalisse, l'Apocalisse, ragazzi, qua non ci sta nessuna Apocalisse. Qua se finisce il mondo è perché l'abbiamo distrutto noi, altro che Apocalisse. L'Apocalisse, secondo me, non esiste, quindi è inutile appellarsi alla religione, o ai Maya, o a Ezechiele, o a tante altre cose. Quindi, secondo gli scienziati, di questo non ci sta nulla di vero. Quindi sono tutte, come lo chiamano loro, fake news. In effetti, ogni volta che succede un terremoto, ogni volta che succede un'eruzione, qualcuno dice è la fine del mondo. Ragazzi, non potete ingoppare ogni volta che scocca un terremoto oppure un'eruzione, qualche cosa climatica, dire sta arrivando l'Apocalisse. Già la parola Apocalisse, ragazzi, se proprio vogliamo parlare, significa rivelazione, non fine del mondo. Quindi sarà rivelato qualcosa. Quindi già sta parola non si trova. Se no scrivevano fine del mondo invece di Apocalisse, perché Apocalisse significa, se proprio vogliamo andare per termini giusti, rivelazione, cioè rivelo qualcosa che non sapete. Quindi se vogliamo parlare in ordine religioso. Anche i testimoni di Geova hanno detto il Tempio di Dio è vicino. Ciao, grazie. Non so quante volte i testimoni di Geova hanno fatto questa previsione. L'avranno fatto un centinaio di volte, forse da quando è iniziato questo culto, diciamo, che sono convintissimi che Dio si chiama Geova. Quindi anche questo non ha senso. Anche perché il nome di Dio, come ben sapete, ragazzi, è un tetagramma, cioè sono 4 consonanti. Giustamente all'epoca io non do la colpa a questi testimoni di Geova di ora, perché oramai sono inculcati in questa dottrina e sono convintissimi. In questo tetagramma loro hanno aggiunto le vocali e hanno fatto uscire Jehovah, che poi tradotto in italiano significa Geova. E infatti in alcune chiese ci trovate per terra la parola scritta Geova. Perché si credeva davvero che all'epoca si chiamasse davvero Geova, perciò alcune chiese portano ancora questo Geova per terra. Quindi non perché si chiama Geova, perché all'epoca hanno convinto questa cosa che fosse così e hanno costruito delle chiese cattoliche, partiamo da queste, con scritto Geova per terra. Non mi ricordo in quale parte d'Italia ci sono, ma ci sono. Quindi loro, se vogliamo andare per regola, ragazzi, nella Bibbia sta scritto che Dio castigherà chiunque aggiungerà o toglierà qualcosa a quello che lui ha scritto. Quindi se il nome di Dio sono 4 lettere, tu non mi puoi aggiungere altre lettere, perché Dio ti castigherà. Perlomeno questo è quello che dice la Bibbia, se vogliamo attenerci perlomeno a quello che dice la Bibbia. Cioè non aggiungere o togliere qualcosa che io ho scritto. Quindi non puoi aggiungere qualcosa a quello che io ho scritto e nemmeno lo puoi togliere. Sì, grazie, l'hanno fatto sempre, ma il loro capo in effetti ha fatto un sacco di profezie, ma date su date, date su date, ma non è mai successo nulla. Ma poi la cosa che mi dà fastidio è che il nome di Dio è impronunciabile. Loro
siccome non lo potevano pronunciare, perché non si può, quindi perciò lo chiamiamo Dio, perché il nome di Dio è impronunciabile. Allora per farci capire noi chiamiamo Dio per dire creatore, invece loro no, hanno voluto aggiungere le vocali. Ma sulla Bibbia sta scritto, pure la loro Bibbia, che nessun uomo si permetta di aggiungere o di togliere ciò che io ho scritto, cioè ciò che il Padre ha scritto. Quindi è bello chiaro chiaro, sta scritto, nessuno deve togliere o aggiungere qualcosa a quello che io... Allora, se io ho scritto Giuseppe va a scuola, nessuno deve cambiare o mettere qualche cosa in più. Giuseppe va a scuola stamattina, non va bene, no, perché Giuseppe va a scuola. Quindi già i testimoni di Geova questa cosa non la potevano fare. Loro hanno cercato sempre di dare un nome a Dio. Il Dio non il nome non ce l'ha. In effetti è un nome impronunciabile, sono 4 consonanti, non si può dire perché non si riesce a dire il nome di Dio. Con tutta la buona volontà è un tetagramma, non si può. Allora perciò lo chiamiamo Dio o creatore o Signore, per questo motivo qua. Cioè colui che ci ha creato, quindi creatore, oppure Dio che è la stessa cosa. Ma non perché si chiama Dio, no, perché non si chiama Dio, ci sta il nome, solo che il nome non è pronunciabile da nessun essere umano. Allora giustamente ognuno chi lo chiamava Signore, chi creatore e chi Dio, poi è rimasta la parola Dio, cioè colui che ha creato tutto. Quindi diciamo che loro hanno dato sempre la fine del mondo ogni volta, ma la fine dei tempi è vicina, la fine dei tempi è vicina, ma al finale non hanno una sola volta detto una verità, quindi anche loro non sono credibili. A parte che hanno regole assurde, come già donare sangue, se uno sta male non si può perché dice se no quello poi prende il sangue di quello, già hanno delle regole che non sono buone, che nessun Dio, penso, accetterebbe. Come pure io posso assicurarti che io sono stato in Finlandia con ragazzi come si dice, della religione Islam, ti posso assicurare che erano persone perfette, persone brave, quindi non diamo la colpa quando succedono i fatti quelli là cattivi lì, perché quelli non sono islamisti, ma quelli sono terroristi, non sono quando succedono queste cose, quelli quando io ho detto ma scusa perché i tuoi amici fanno questo, ho detto ma quella è come una setta, ha detto. Cioè, non tutti gli islamisti credono che in nome di Allah si devono chi andrà lì e darà la sua vita troverà 40 vergini. Ciao, grazie. Troverà 40 vergini nel paradiso, quindi non lo credono neanche loro, figurati. Diciamo che è una setta che si è formata e crede in questa cosa. Come pure i testimoni di Geova è uguale. In effetti non è una religione, se andate a scoprire bene la chiamano setta religiosa, che non è colpa, ripeto, degli attuali persone che sono testimoni di Geova, anche se qualche cosa di vero loro lo dicono in effetti, perché io sono neutrale su certe cose, ad esempio già il culto dei santi che non vanno pregati, loro hanno ragione, perché anche la Bibbia nostra lo dice. Non avrai Dio all'infuori di me, quindi su certe cose hanno ragione, ma su certe no. Quindi diciamo che su certi argomenti loro hanno ragione, ma su certi no. Quindi diciamo è un po' confusa la situazione diciamo religiosa fra diciamo cattolici, protestanti, testimoni di Geova, diciamo che ci sta un po' di verità un po' dalle tutte le parti. Quindi diciamo che hanno mischiato un po' le carte, diciamo così. Quindi in effetti è un casino. Che Dio si chiama Geova, no, se la sono inventati loro per dare un nome e poi hanno fatto i testimoni di Geova, un culto proprio. Cioè non è che sono cattolici, ortodossi, ebraici, no, 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 sono i testimoni di Geova.
poi loro vanno casa per casa perché giustamente Dio disse andate in ogni luogo a portare la mia parola e loro si sono attenuti a questo. Sì, ma vedi, mo ti dico una cosa, io ho avuto amici qua in Italia che per uscire fuori da questa cosa hanno sudato davvero, eh. È difficile uscire fuori da questa setta religiosa, perché ti fanno fuori in tutte le maniere, sia nella vita sociale che nella vita normale, del lavoro, in tutto, quindi ti fanno pulito pulito, quindi è come se o fai questo, quindi vedi che religione, se uno non vuole essere più testimone di Geova, lo mettono in gravi difficoltà, quando poi se non vuoi essere cattolico non lo sei, e se non lo vuoi, sì, anche nella loro famiglia succede un casino, quindi loro è come se o lo fai o lo fai, quindi vedi che religione è. Poi se un bambino sta morendo il sangue non glielo danno, lo fanno morire piuttosto. Perché cosa? Perché Dio ha detto che il sangue, ma non esiste proprio. Perché nessun Dio vorrebbe una cosa così, ma indipendentemente da che religione sia. Quindi, per parte mia, io non la ritengo una religione, anche se su alcuni argomenti hanno delle valide, diciamo, hanno ragione. Il fatto di pregare i santi diciamo, non è giusto perché i santi sono incosci come tutti quanti perché non sono saliti in cielo. Quindi tutti i santi sono inconsci in questo momento. Sono state persone di Dio, non si mette in dubbio, però non si può pregare altre persone all'infuori di Dio. Quindi su questo argomento loro tengono ragione, ce l'abbiamo anche noi nella nostra Bibbia, solo che purtroppo a noi le regole l'hanno fatte come volevano loro, quindi il fatto di non fare immagine di scultura è riportata anche nella nostra Bibbia, ma noi non l'abbiamo rispettata noi. Sì, sì, hanno manipolato la Bibbia tutti, indipendentemente dai cattolici, tutti l'hanno manipolato. Quindi se ci vogliamo attenere alla Bibbia, certe cose vanno e certe cose no. I testimoni di Geova hanno ragione su certe cose e noi abbiamo torto su certe. E poi l'incontrario, quindi hanno mischiato un po' le carte, come dico io. Se sta scritto non farti immagine di quello che sta nei cieli e nella terra, sta scritto in poche parole che le statuine, le immagini dei santi non vanno bene, non vanno fatte. Quindi tutte queste madonne, tutti questi santi che troviamo nelle chiese, come regola della Bibbia cattolica, è vietato. Non è che la Bibbia l'abbiamo scritta io o l'hai scritta tu. Ciao Patti. Quindi in effetti la Bibbia stessa parla che non si deve fare immagini di sculture, di immagini di Dio oppure di altri santi della Madonna. Cioè, la Bibbia non l'ho fatta io. Solo che questa qui l'hanno tolta dalla Bibbia poi, fino a poco tempo fa ci stavamo, l'hanno tolta. Quindi di che cosa vogliamo parlare? Dell'Apocalisse di che cosa? Quindi, secondo gli scienziati di Apocalisse non ci sta nulla. Se il pianeta verrà distrutto sarà per colpa del cambiamento climatico, non perché ci sarà l'Apocalisse. Perché ancora crediamo che arriveranno i quattro cavalli che porteranno ferro, fuoco. No, dai ragazzi, dai. Allora, io sono sempre più convinto che Dio esiste, pure il figlio, però non è come ci hanno insegnato a noi queste profezie, tipo Ezechiele quando nel Mar Morto ritornerà la vita, siccome là stava Sodoma e Gomorra, allora sarà l'inizio della fine. Ragazzi, sono quasi, non dico favole, ma più o meno stiamo là. Difatti, in effetti, vere conclusioni non ce ne sono. Ciao Patti, ma figurati. Quindi diciamo che l'Apocalisse, ragazzi, secondo varie fonti non esisterebbe in nessun modo, né quella dei Maya, né della Madonna di Meggiugori, né dei testimoni di Geova, né della Bibbia, che pure la Bibbia non so quante volte avrebbe detto che quando ci saranno terremoti sarà l'inizio della fine. Ragazzi, i terremoti ci stanno da centinaia di anni, quindi come possiamo sapere quale terremoto, quale
Qual è? Perché grandi terremoti ce ne sono stati un sacco, quindi come facciamo a capire qual è il terremoto giusto che darà inizio all'Apocalisse? Grazie Matti. Quindi diciamo ragazzi che non dico che sono tutte fantasie, però secondo me l'Apocalisse non sarà come abbiamo descritto noi. Allora guarda, grazie, io ho visto in un documentario il vero volto di Gesù e non è quel Gesù che noi vediamo in croce, che abbiamo tutti quanti in croce. Quindi loro hanno fatto da quel panno che sta a Torino, la Sindone, hanno fatto il volto vero di Gesù e non è quello lì che noi ci aspettiamo. Difatti è un uomo scuro, un po' di pelle, con la barba, una barba corta, non lunga, non bello come sta raffigurato sempre, diciamo. Ma non è un problema di bello o brutto, è il problema che se lo sono inventati la faccia di Gesù. Nessuno sa com'era Gesù, cioè il viso di Gesù. Purtroppo la Chiesa per fare soldi e tutti quanti poi appressa a fare questi Gesù Cristo in croce. E poi un'altra cosa che è sbagliata nel Cristo, diciamo, se mi permetti di dire, è che Gesù è stato crocifissato non per i palmi delle mani, perché non avrebbe retto il peso, ma per i polsi, dove sta le vene, perché ci sono le ossa e quindi inchiodandoli nel polso il corpo non si può staccare, perché se avessero messo i chiodi nelle mani il peso stesso le avrebbe stracciate e sarebbe caduto dalla croce. Quindi partiamo anche da questa cosa che già raffigurando le mani inchiodate, cioè i palmi delle mani, già è sbagliato, perché all'epoca, se proprio vogliamo essere precisi, inchiodavano nei polsi, perché dentro il polso ci stanno i due ossi che chiudono e quindi mantenevano il peso. Quindi già questa raffigurazione già non è buona. Poi si va a parlare con un, diciamo, un prete, dice vabbè, quello poi hanno fatto così, è rimasto così, ti dice così. Hanno incominciato a farlo così, poi non mica potevano cambiarlo. Però anche il prete ti dirà che è vero, che Gesù è stato crocifissato ma nei polsi, non nelle palme delle mani, perché sarebbe caduto dalla croce, il peso non avrebbe retto. Quindi, allora a cosa vogliamo credere se tutte queste cose, come vedi, poi alla fine andiamo a vedere non si trovano? Io, allora, partiamo che io credo che Dio e Gesù esistano, quindi sono esistiti, però credo pure che la fine del mondo sarà l'arrivo di Dio sulla terra e giudicherà tutti, quelli che sono morti e quelli che sono ancora sulla terra. Non è che metterà a ferro e fuoco tutto, no. Quindi credo che arriverà un giorno che verrà e ci giudicherà. Ma non è che arriva e incomincia a fare la fine del mondo. Sarebbe, se è un Dio buono, sarebbe ridicolo che incomincia ad ammazzare tanta gente. Dai, non si trova con... se è buono è buono. Quindi non è che può fare prima un macello e poi fa la giustizia, poi no. Allora, io sono convintissimo, ragazzi, che la Bibbia purtroppo nei secoli, nei secoli, nei secoli, nei secoli sia stata manipolata. Quindi io sono convintissimo che una vera Bibbia non ci sta. Cioè le vere parole di Dio non esistono. Quindi credo che lì ci sono solo alcune cose dette da Dio, ma poi tutte le altre cose sono state cambiate nel corso dei secoli dall'uomo. Quindi diciamo la vera Bibbia, il Copto, tutti i testi manoscritti, tutti non ci sono, l'hanno fatto poi come volevano loro. Infatti poi col corso degli anni aggiornano la Bibbia, la cambiano a piacere loro. Già alcuni comandamenti sono stati cambiati, quindi più avanti si va più si cambierà. Quindi personalmente io credo che la Bibbia che tutti quanti noi abbiamo non sia quella vera vera, diciamo, dell'inizio di quando la diede, diciamo, è stata trascritta, diciamo. Sì, sì, ma ecco qua, poi ti faccio un esempio, no?
nel mondo ci sono tante religioni, no? Facciamo una presupposizione, come facciamo a sapere che la nostra è quella buona? Ci sono i cattolici, i protestanti, gli ortodossi, i testimoni di Geova, gli ebrei, gli induisti, ma ce ne sono un sacco di religioni, no? Solo perché noi siamo cristiani dobbiamo dire, cattolici dobbiamo dire noi è la nostra, la religione nostra è quella buona. Non potrebbe essere il contrario, ragazzi. Quindi perché vogliamo dire che la nostra è quella lì buona? Oppure loro possono dire no, no, è Maometto. Oppure no, no, si chiama Geova. Quindi ognuno poi tira l'acqua dal suo mulino. Quindi partiamoci chiaro, in effetti. Quindi ognuno poi crede dove è nato. Quindi se verrà Dio non potrà giudicare in base alle credenze della persona, ma in base alla persona chi è. Può essere anche islamista, può essere testimone di Geova, basta che sia stata una brava persona, credo che Dio accoglierà tutti, indipendentemente dalle religioni, anche perché se uno nasce in una famiglia di testimoni di Geova, il figlio al 99,9 sarà testimone di Geova. Oppure se uno nasce in Islam, sarà islamista, ragazzi, non sarà cattolico. Quindi i bambini vengono inculcati dall'infanzia, quindi che colpa ne hanno? Sono stati imparati così. Vogliamo dare una colpa a questi bambini che vengono cresciuti così? No. Quindi come vedete ci sono tante cose che non possono andare con quelle, quindi se un bambino è nato in una famiglia che sono tutti testimoni di Geova, al 100% ragazzi quello sarà testimone. Come io sono nato in una famiglia cattolica, sono cattolico. Quindi diciamo che è tutto complicato ragazzi e nulla è facile. Quindi secondo me l'Apocalisse, come spiegano in tante persone, partendo dalla Bibbia, Maya, non esiste. Quando ci sarà la fine del mondo oppure il giudizio finale, come lo vogliamo chiamare, secondo me arriverà Dio e giudicherà vivi e morti. Ma non è che farà un macello prima e poi giudicherà le persone. Prima fa una strage, un Dio buono fa una strage e poi dice no, allora tu paradiso, tu inferno, dai ragazzi, non è logico. Pensa addirittura in certi libri che ho letto su certe riviste scientifiche si parlava addirittura che forse Dio perdonerà anche Lucifero. Pensate un poco, qua stiamo parlando del diavolo, non stiamo parlando. Quindi siccome Dio è buono e diciamo Dio è immenso, ho capito Patti, è immenso amore, diciamo che lui perdonerà anche Lucifero. Perché se tutti quanti ragazzi, parliamoci chiari, possiamo espiare i nostri peccati, lo potrà fare anche Lucifero che si è ribellato a Dio. Quindi diciamo che è un paradosso. No, no, non può essere, grazie, no, solo chi ha pregato meglio, chi è andato in chiesa. Dio sa le persone dentro come sono, se sono cattive oppure se sono buone. Quindi indipendentemente io penso che sia stato da come uno si sia comportato nella vita. Ok. Quindi credo che giudicherà in base a questo, non a quante volte sei andato in chiesa oppure queste cose così. Io penso la tua vita come l'hai fatta, hai aiutato il prossimo, sei stata una persona buona di cuore, hai fatto più buone azioni che cattive azioni, allora questo secondo me è quello che giudicherà il paradiso oppure la vita eterna, questo è. Se poi hai fatto omicidi e tutto questo casino, non ci sta nulla da fare purtroppo, è chiaro, no? Però se una persona è andata a lavorare, è stata vicina alla famiglia, avrà fatto qualche peccatuccio perché parliamoci chiari, tutti lo facciamo, quindi però penso che Dio lo porterà con sé, quindi a meno che non si tratta di persone che hanno fatto davvero dei casini, tipico come fanno quei serial killer che ammazzano 10-20 persone,
allora lì non ci sta giustizia, lì purtroppo Dio non può aiutare. Quindi credo che la maggior parte delle persone, credo, si salverà. Che poi ragazzi non è dato a sapere, perché questo è un mistero, quindi possiamo fare tutte le teorie, ma i fatti nessuno poi, come si deve dire, quando moriremo capiremo se ci sta qualche cosa oppure no. Quindi finché saremo in vita, ragazzi, non possiamo capire, anche se, ragazzi, parliamoci chiaro, nessuno è mai tornato indietro. Faranno, diciamo, una cosa loro in effetti, quindi secondo me Dio alla fine non dico che perdonerà tutti, ma quasi tutti. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, mi faccio un caffettino. Abbiamo fatto questo argomento Apocalisse, che tutti quanti mi avevano detto l'Apocalisse, non l'Apocalisse, e girando su tanti social, diciamo americani, tutti quanti sono concordi nella cosa, che in effetti questa tanta Apocalisse i testimoni di Gesù l'hanno dato 50.000 volte, i Maya altrettanto, la Bibbia ne parla da secoli, e quindi però poi di concreto non ci sta nulla. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo con 4 video sicuramente, sperando che non siano a livelli, no no, ma figurati, a livello di terremoti ed altro, perché già ci sta questo ciclone Dorian che sta facendo un casino, quindi è meglio di no. Ci sentiamo dopo ragazzi e arrivederci.